Non si sa ancora se il loro sarà un coinvolgimento diretto, ovvero se dovranno somministrare i vaccini, come anticipato dalla Regione, e per quale fascia di età, o si saranno chiamati solo ad accompagnare le famiglie nel percorso decisionale. Per i pediatri sono diversi i nodi ancora da sciogliere in quello che sarà il loro impegno nella campagna vaccinale anti-Covid. I tempi sono stretti e l'improvvisa accelerata nell'apertura delle fasce di età, soprattutto per quella tra i 12 e i 16 anni, non manca di portare qualche apprensione, anche se a rassicurare gli animi ci penso al buon successo della campagna di vaccinazione anti-influenzale per i bambini fino a 6 anni messa in campo in autunno. Abbiamo fatto un buon lavoro vaccinando tanti bambini per la prima volta, tanti nostri pazienti nei nostri studi. La disponibilità comunque da parte della categoria dei pediatri c'è per dare anche in questo caso un ulteriore contributo a quello che è già stato fatto? Assolutamente sì, siamo disponibili a dare il nostro contributo sia pratico, cioè inoculando direttamente i vaccini ai nostri pazienti, sia nell'informare le famiglie. Un'attività di comunicazione alle famiglie che si è già intensificata in queste ore. I genitori sono chiamati a scegliere se vaccinare i propri figli adolescenti e il primo consiglio che viene in loro aiuto è quello di coinvolgere i ragazzi nella decisione, pensando al bene loro e quello della comunità. È giusto anche coinvolgere i ragazzi, sentire cosa la loro opinione, capire anche le loro esigenze. Il vaccino va consigliato sia considerando il bene della comunità e dei soggetti fragili, quindi a questo proposito direi che i primi bambini, i ragazzi che dovrebbero essere vaccinati sono proprio quelli più fragili, diciamo, quelli affetti da patologie croniche. Secondariamente la famiglia dovrebbe tener conto anche dell'aspetto psicologico, scegliere di vaccinarsi per poter affrontare un nuovo anno scolastico senza grossi problemi, in continuità, e riprendere una vita normale, tra virgolette, con frequentazione di amici, sport, eccetera.